Ed è subito polemica. La Lega Nord ha immediatamente presentato un'interpellanza in Consiglio Comunale. Questo fine settimana il sindaco di Tese sul Brenta, Valerio Lago, ha respinto 8 profughi provenienti dall'Eritrea. Ha fatto bene? Ha fatto benissimo. D'altra parte Valerio Lago è un sindaco della Lega e prima di tutto lui difende gli interessi dei propri cittadini, cosa che il sindaco di Bassano non ha fatto. Voi in effetti qui a Bassano avete già presentato un'interpellanza in Consiglio Comunale, cosa chiedete? Chiediamo chiarezza, perché mentre in altre realtà i profughi sono stati respinti, a Bassano invece noi li abbiamo accolti, e questo purtroppo l'abbiamo già visto l'anno scorso. Però io, se fossi il sindaco Cimatti, chiederei al prefetto di ospitare questi profughi all'interno delle lussureggianti stanze del potere della prefettura. Valerio Lago ha detto: soldi non ne ho neanche per i miei compaesani. È la stessa cosa anche qui a Bassano? Ma certamente, io incontro quotidianamente persone che sono veramente in serie difficoltà e mi meraviglio a vedere un comune che prima di tutto presta attenzione ai clandestini, a coloro che non hanno mai versato un centesimo di tasse all'interno di questo paese, ma si preoccupa invece di accogliere i clandestini, e quindi persone che oltretutto creano anche seri problemi di sicurezza. Monta la protesta sulla paventata chiusura della caserma dei Carabinieri a Bassano.